I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo hanno sequestrato l'impero di Calogero Romano, imprenditore originario di Racalmuto, per oltre 120 milioni di euro. Si tratta di 10 aziende e 8 società, decine di automezzi, 16 rapporti bancari e 119 immobili tra terreni e abitazioni. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Agrigento su proposta della Procura di Palermo. Secondo gli inquirenti, il successo delle iniziative imprenditoriali di Romano sarebbe da ricondurre ai rapporti di connivenza intrattenuti nell'arco di un ventennio con esponenti di spicco di Cosa Nostra Agrigentina. L'imprenditore racalmutese era già stato condannato nel 2016 a 6 anni e 6 mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Per la procura ed i finanzieri, Romano avrebbe avuto rapporti diretti con Cosa Nostra Agrigentina, beneficiando dell'appoggio e della protezione di esponenti della famiglia di Racalmuto per ottenere vantaggi per le proprie imprese operanti nel settore edilizio e nel mercato del calcestruzzo. Nel tempo sono state costruite molte società, scrivono le Fiamme Gialle, tra cui la Program Group Racing Engineering SRL, proprietaria dell'Autodromo Internazionale Valle dei Templi di Racalmuto. Inoltre avrebbe fornito, con il consenso della mafia, il calcestruzzo necessario alla realizzazione di lavori di costruzione del centro commerciale Le Vigne.